40 anni di attività e non sentirli. Il Giorgione, grossa e storica società di Castelfranco Veneto, si presenta ai nastri di partenza con 2 Serie C, una maschile ed una femminile, con obiettivi assai ambiziosi. Festeggiamo il 40° anniversario, festeggiare perlomeno sarebbe bello una delle 2 squadre di Serie C facesse salto di qualità, una o la maschile o la femminile, stiamo a vedere insomma, e poi con una bella festa sicuramente. Ma parliamo del settore maschile che grazie ad alcune collaborazioni, in controtendenza rispetto ad altre società, è riuscito a crescere ancora. Ci sono circa un 100-120 ragazzi maschi. Abbiamo la Serie C maschile, poi abbiamo gli Under 16, la prima divisione, l'Under 14. Da quest'anno abbiamo anche diversi giovani che gli anni scorsi non c'erano, tra l'altro, sicché siamo anche contenti per questo. Poi stiamo facendo un lavoro con il Bassano, in pratica facciamo l'Under 16, l'Under 18 e l'Under 20 assieme. Tra l'altro l'Under 20 lo facciamo qui a Castelfranco, allenati dallo stesso allenatore che ci allena la Serie C. E sta facendo anche bene, tra l'altro. La prima squadra, ovvero la Serie C, scende in campo con la denominazione Itas Giorgione e da un nuovo allenatore, Antonio Ferrato, che ha voluto nella sua squadra un atleta di grande esperienza come Christian Stival. Abbiamo cercato un atleta di esperienza, quindi Stival, Christian, è stato un atleta importante per quanto riguarda il nostro organico, perché siamo un po' deficitari in ricezione, ci stiamo lavorando e non abbiamo grossi atleti con qualità naturali, quindi bisogna lavorarli. In realtà era da un po' di tempo che il Giorgione cercava Stival, nelle ultime 7 stagioni al Sil Volley. Conoscevo da tanti anni il presidente, ho trovato una società molto ambiziosa che vuole creare un gruppo giovane che possa crescere nel tempo, quindi con un progetto molto interessante. Questo soprattutto mi ha portato a venire qui a Giorgione. Ma non soltanto atleti navigati all'Itas Giorgione. Ecco Marco Volpato, 18enne, cresciuto nelle giovanili del Bassano, alla sua prima esperienza in Serie C. Mi hanno accolto subito, veramente, e poi ci sono giocatori con una certa esperienza che ti aiutano, ti insegnano, ti riprendono durante gli allenamenti, è molto utile. Volpato è il primo frutto della collaborazione instaurata dall'Itas Giorgione con il Bassano. La società è una società buona, quest'anno anche un progetto di collaborazione con il Bassano insieme ad altre squadre del circondario, quindi fanno un pool. È importante perché possiamo pescare dei giovani, io alleno anche l'Under 20 del Bassano. Il nostro centrale mi sembra Marco Volpato, che voi avete sentito prima, è uno degli atleti del Bassano. Io penso che ci sono buone prospettive sia per quanto riguarda quest'anno che anche nel futuro, insomma. Ma qual è l'obiettivo dell'Itas Giorgione? Sicuramente i play-off, anche se in società per il momento nessuno l'ha dichiarato. Il neosponsor Itas ha però le idee molto chiare. Castelfranco per Itas Assicurazioni rappresenta una grossa realtà, rappresenta infatti l'agenzia più importante della compagnia nel territorio italiano, nonostante Itas sia una compagnia trentina. È stato interessante per noi gratificare una parte dello sport castellano sponsorizzando l'Itas Giorgione di questa città. Il nostro auspicio è che come questo marchio ha portato fortuna all'Itas Trento, possa portare altrettanto fortuna all'Itas Giorgione. L'augurio nostro logicamente è che l'anno prossimo il nostro marchio possa continuare ad essere sulle maglie del Giorgione Castelfranco in Serie B.